Euroregione.news. Il nuovo Carnera sarà bello, funzionale e sostenibile. In sala Iace Udine un nutrito parterre di rappresentanti del mondo dello sport e delle istituzioni civili e militari ha preso atto degli sviluppi del complesso progetto di ristrutturazione del Palasport Carnera direttamente dalle parole dell'imprenditore Alessandro Pedone, presidente di APU Old Wild West, e dell'amministratore delegato Giampaolo Graberi, alla presenza del ministro allo sport Andrea Abodi, dell'onorevole Walter Rizzetto, del governatore e vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica e Mario Anzil, del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e del presidente della Lega Nazionale Basket Francesco Majorana. Un progetto innovativo da 28-30 milioni di euro che prevede di non smantellare il Carnera ma di modernizzarlo con una sovrastruttura e un edificio accanto anche che ospiterà un altro campo insieme ad un albergo da 150 posti, insieme a spazi per la ristorazione e hospitality e una spa per famiglie. Il nuovo Carnera conterrà 8.000 posti e verrà utilizzato anche per eventi diversi dallo sport, aspetto fondamentale per tenere in equilibrio il business plan e rendere sostenibile la struttura, essendo il frutto di una partnership tra pubblico e privato che consentirà all'istituzione pubblica dei risparmi da poter reinvestire. Sono previsti 26 mesi per realizzare l'opera. Dopo le valutazioni dei soggetti istituzionali, Regione e Comune, ha precisato Giampaolo Graberi, si passerà al bando di gara e all'assegnazione dei lavori. Della riforma dello sport come fatto epocale e culturale basato sulla sostenibilità dello sport ha parlato Francesco Majorana, mentre Michele Antonutti, icona del basket friulano, ha voluto definire il nuovo Carnera un luogo educativo e di formazione dei giovani a cui vanno regalati sogni da inseguire. Interessante e suggestivo ha definito il progetto l'assessore regionale allo sport Mario Anzil, ricordando i 30 milioni regionali messi a disposizione per la ristrutturazione dell'impiantistica sportiva in regione. Con l'assessore allo sport in regione l'avvocato Mario Anzil. Avvocato, stiamo presentando adesso una struttura di altissimo livello professionistico, importante per la regione Friuli Venezia Giulia, però l'attenzione è rivolta a tutti gli sport, dal calcio dilettanti a tutte le altre attività e discipline, è d'accordo? Certo, la regione infatti mette in campo importanti risorse per investire proprio a favore dello sport dilettantistico. Stiamo erogando in questi giorni 30 milioni di euro in conto capitale per intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione di impianti sportivi. Inoltre anche la pratica sportiva, credo siamo la prima regione in Italia per investimento a favore dello sport dilettantistico, perché siamo consapevoli dell'importanza che questo ha nella vita di ciascuno di noi. L'onorevole Walter Rizzetto ha aggiunto che il nuovo palazzetto si inserisce in una dorsale tra Lubiana e Padova sostanzialmente priva di strutture per il basket e sarà importante per tutto il nord-est. Una giornata importantissima per Udine, per il territorio, per la comunità. Il suo pensiero a riguardo nella presentazione di questo progetto? Grazie innanzitutto a tutte le persone che oggi ci hanno seguito e anche grazie al vostro lavoro. Sì, io dicevo prima che abbiamo iniziato ad inseguire un sogno, ci siamo quasi, nel senso che comunque nei prossimi mesi cercheremo di definire bene, effettivamente al netto della bella presentazione di oggi, quello che è un sogno effettivamente non soltanto per quanto riguarda Udine, per quanto riguarda la regione, ma per quanto riguarda tutto il nord-est. Oggi il ministro Abodi ci onora della sua presenza, è rimasto favorevolmente impressionato da quello che fondamentalmente può fare il privato assieme al pubblico. Abbiamo parlato anche tra l'altro di riforma del lavoro sportivo, tra l'altro il Ministro prima mi ha riferito che evidentemente alcune modifiche si possono ancora fare nel proseguo e quindi noi sotto questo punto di vista ci crediamo molto, perché lo sport, come molto spesso ricordato oggi, è un veicolo sociale di formidabile importanza, soprattutto rispetto alle piccole società che poi pian piano diventeranno, io mi auguro, grandi società. Quindi devo dire molto bene e noi andiamo avanti col progetto. E una ulteriore domanda, onorevole, anzi ne faccio due. La prima è giusto sottolineare anche il suo impegno per questo progetto, no? Perché è giusto evidenziarlo. Sì, no, ma guardi, io le dico da appassionato di sport e da appassionato rispetto a quello che è il mio territorio, ho cercato di far collimare queste due cose. Penso che sia un luogo importante laddove andare a
rimodulare gli spazi che ci sono oggi, lo dicevo prima, senza consumare suolo, cercando un'infrastruttura che in un combinato disposto con uno dei più begli stadi che esiste in Italia possa fare veramente un centro che può essere invidiato anche da qualcun altro. E la seconda e ultima domanda che le faccio, onorevole, riguarda proprio lo sport, anche dilettantistico. Lei si sta lavorando, qual è lo stato dell'arte proprio in base anche alle possibili modifiche che lei ha annunciato? Lo stato dell'arte è che in politica e rispetto alle norme tutto può essere cambiato, quindi io mi attendo d'ora in poi ancora dei suggerimenti rispetto ai soggetti con cui parlavo anche prima, fondamentalmente società, piccole società. Stamattina abbiamo visitato un'importante esperienza, voglio dire, proprio nella zona lì dello stadio di Udine, quindi suggerimenti, perché come ricordava il Ministro prima non c'è nulla di intangibile sotto questo punto di vista. La riforma del lavoro sportivo io l'ho seguita da vicino poiché faccio il Presidente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato alla Camera, è stato un qualcosa, come sapete, di ereditato dallo scorso esecutivo. Abbiamo cercato di migliorarlo laddove è possibile, però non è finita qui, nel senso che secondo me con degli ottimi suggerimenti possiamo continuare a migliorarla. Quindi suggerimenti che possono arrivare dalla base? Assolutamente sì. Il sindaco di Udine, Felice De Toni, ricordando le diverse strutture di cui la città è dotata, non solo nello sport, ha rimarcato l'esperienza gestionale maturata, per esempio con lo stadio, considerato tra i più belli d'Italia, e la sinergia pubblico-privato che servirà a liberare risorse pubbliche da poter impiegare nello sport dilettantistico. A credere nello sport dilettantistico e anche la Regione, ha detto con convinzione il governatore Federica, come modello educativo e di formazione, ma è importante anche credere nelle infrastrutture che funzionino. Tutto ciò anche attraverso la concessione a privati. È un momento importante per la comunità di Udine, ma non solo, anche per la Regione, perché questo progetto prosegue nello sviluppo di tutte le vostre iniziative legate ai giovani, allo sport, alla società anche, vero? Sì, investiamo decine di milioni di euro ogni anno nelle infrastrutture sportive, ovviamente per aiutare soprattutto le società dilettantistiche, ma progetti come questi sicuramente riescono a guardare il futuro, un futuro legato all'innovazione delle infrastrutture. Siamo di fronte a un progetto che metterà a disposizione di Udine e del Friuli Venezia Giulia un palazzetto che sarà assolutamente tra i migliori a livello europeo. Questo è possibile grazie a una partnership pubblico-privato che mi auguro possa ampliarsi ove possibile, sia ben chiaro, perché dappertutto non è possibile farlo, perché questo garantisce migliori infrastrutture, appunto, una sostenibilità per la società che investe, un miglior servizio per i cittadini e un risparmio per l'ente pubblico che potrà utilizzare queste risorse per garantire altri servizi alle comunità che rappresenta. E le chiedo anche una sottolineatura sul passaggio legato allo sport dilettantistico. Questa è una struttura professionistica, però comunque rimane alta l'attenzione anche per i dilettanti. Professionistico, ma lavorerà dentro anche, ci sarà dentro anche lo sport dilettantistico, ma soprattutto lo sport dilettantistico trova risposte importanti da Regione Friuli Venezia Giulia proprio per quelle infrastrutture che in quel caso magari invece non possono essere sostenute da una partnership pubblico-privato, ma che possono invece trovare risposta dal pubblico stesso. E devo ringraziare per questo anche le tante società che operano in tal senso e che garantiscono alle nostre ragazze e ragazzi questa opportunità. Regione Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più sportive d'Italia e non è frutto di casualità, ma frutto dagli investimenti che la Regione ci mette, frutto dalla grande volontà che queste stesse società ci mettono. Regione più sportiva d'Italia di gran lunga, anche questo è giusto sottolinearlo. Sì, come impianti infrastrutturali e in termini di investimenti penso che non abbiamo paragoni a livello nazionale rispetto al numero di popolazione, quindi veramente su questo, e l'ha ricordato lo stesso Ministro Abodi, siamo all'avanguardia a livello nazionale. Il Ministro Andrea Abodi ha parlato di modello italiano dello sport, di cui la vision del nuovo Carnera costituisce esempio da seguire, un modello italiano non solo vincente ma convincente. Si vive meglio lo sport laddove è organizzato e strutturato, ha detto il Ministro, aggiungendo che lo sport va vissuto come difesa immunitaria sia sociale che individuale, creando salute fisica, psicologica e dell'anima.